Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo notizie dal web e non solo di oggi giovedì 14 aprile. Ieri mattina, 13 aprile, in occasione del trentennale della DIA, la Direzione Investigativa Antimafia, è stato organizzato un convegno sul tema ruolo della donna nella lotta alle mafie, che si è tenuto presso l'Università degli Studi di Padova nell'aula magna del Palazzo del Bo. Ad esso ha presenziato il consigliere Marco Dolfin, consigliere regionale, nell'ambito della quarta commissione regionale, con i colleghi facenti parte della stessa. La DIA nacque grazie all'opera di Giovanni Falcone come organismo di rinforzo alla lotta alle mafie in Italia. La mostra itinerante che ieri si trovava a Padova portava con sé i resti di una delle auto della scorta dello stesso Falcone quando venne ucciso nella strage di Capaci. Falcone venne ucciso con l'esplosione di una carica della potenza di 500 kg di tritolo che distrusse un tratto dell'autostrada A29. Furono 5 i morti e 23 i feriti. E questo è il nostro staff di Pasta Mia. Benvenuti alla Pasta Mia, grazie e venite che vi aspettiamo. In tantissimi vi aspettiamo. Dal 15 maggio saranno consegnati i buoni per alimenti e per i beni di prima necessità. La forma con cui saranno consegnati sarà o come carta prepagata o come spesa a domicilio. Alla consegna collaboreranno le associazioni di volontariato di Chioggia, Caritas Diocesana e Centro di Solidarietà Anna Dupuis. L'assessore alle politiche sociali e sussidiarietà Sandro Marangon ha reso noto che le domande di contributo pervenute entro lo scorso 18 marzo sono state 837. Ora sono in fase di verifica in modo da controllare l'ammissibilità delle domande e l'effettivo possesso dei requisiti necessari. Il termine ultimo per presentare la domanda era stato prorogato dal 28 febbraio al 18 marzo, in modo che i CAF riuscissero ad accontentare l'utenza che aveva necessità della certificazione ISEE. Verrà poi formata una graduatoria che darà la priorità a chi ha potuto dimostrare il peggioramento della situazione economica del nucleo familiare a causa della pandemia. Avranno la priorità anche i nuclei familiari con un ISEE inferiore a 6.000 euro. A disposizione dell'intervento è stato fissato un budget di 381.000 euro, 42,66 centesimi. Per ciascun nucleo familiare potrà essere assegnato un buono spesa massimo di 150 euro per i nuclei composti da una persona, 300 euro per quelli composti da due, 450 euro per 3 persone, 600 per 4 e 750 per i nuclei più numerosi. Inoltre, nel caso il nucleo sostenga un canone di locazione superiore a 150 euro mensili, il buono spesa verrà aumentato di ulteriori 150 euro. Lo scorso anno risultavano approvate 581 richieste per contributi da 100 a 500 euro, a fronte di 49 istanze respinte. Marco Colelli è un pregiudicato che vive nelle case popolari di Cabianca, stalker di una donna che per timore di ritorsioni è dovuta scappare dall'alloggio popolare in cui risiedeva
e inoltre protagonista di numerosi episodi di violenza ai danni degli altri condomini. L'altro giorno è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Cabianca. Stava attraversando l'abitato creando disturbo, suonando il clacson senza un motivo ininterrottamente, quando è stato incrociato da una pattuglia della Polizia di Stato che lo ha fatto fermare. Il colelli è poi scappato, dando il via a un inseguimento a cui hanno partecipato anche 2 radiomobili del comando dei carabinieri. Fermato nuovamente, ha colpito uno degli agenti di polizia, causandogli lesioni e venendo finalmente catturato. Ieri mattina è stato processato per direttissima presso il Tribunale di Venezia, ottenendo quale misura cautelare gli arresti domiciliari. Ieri mattina l'Associazione Amico Giardiniere e Progetto Laguna Pulita, nelle figure rispettivamente di Paolo Penzo, veterano dell'associazione, Nino Gobetti, ideatore del progetto, sono usciti con la barca a Cuore di Laguna per effettuare una battuta di pesca al rifiuto plastico. Al solito i 2 volontari non hanno avuto difficoltà a portare a terra sacchi pieni di materiali plastici vari. La barca è stata acquistata grazie all'amministrazione comunale precedente, quindi grazie all'allora vice sindaco Marco Veronese e all'allora assessore al bilancio Daniele Stecco. Quindi, oltre al sostanzioso del contributo del comune a quello della Darsenal Mosella e altri importanti sponsor, è stato possibile l'acquisto della barca e del motore. Ora la piccola Cuore di Laguna, adatta per navigare proprio tra i canali cittadini, ha ricovero presso la Darsena Marina di Brondolo, ma anche la Darsena Mosella ha offerto un posto sui suoi moli grazie all'intervento dell'insindaco Armelao. Ieri si è trattata della seconda uscita per la barca che ha percorso Canalvena e Canale San Domenico. I rifiuti raccolti sono stati poi posizionati nei pressi di un bidone dove Veritas provvederà a ritirarli. La Giunta regionale del Veneto, su proposta dell'assessore regionale alla pesca, ha approvato un bando dedicato alle imprese di pesca attive nelle acque interne, con un valore complessivo di 1.838.324 euro, di cui il 50% in quota FEAMP, 919.162 euro, il 35% in quota nazionale fondo di rotazione per euro 643.413,40 e il 15% di cofinanziamento regionale per euro 275.748,60 nell'ambito del piano finanziario FEMP 2014-2020. Dopo i ristori già stanziati per sopperire alle perdite subite a causa dell'emergenza Covid per le attività di pesca nelle acque marittime per 1.723.430 euro e per l'acquacultura con 2.118.272 euro, ora è il turno dei ristori per le attività delle acque interne. Il requisito necessario è l'iscrizione all'anagrafe del settore primario e l'aver subito l'arresto temporaneo dell'attività di pesca tra il 1 febbraio e il 31 dicembre 2020, come conseguenza dell'epidemia Covid-19. C'è tempo 60 giorni per presentare le domande attraverso il Sistema Informativo Unificato della Programmazione Unitaria, SIU, della Regione Veneto. La crisi provocata dal Covid ha colpito duramente il settore della pesca, ha commentato l'assessore alla pesca della Regione Veneto. Con questo bando siamo al fianco dei pescatori, lavoratori di un settore importante per l'economia nel nostro territorio e sentinelle preziose per la tutela di un ambiente fragile come quello dello spazio lagunare.
Ieri mattina sono tornati 4 volontari partiti per l'Ucraina nei giorni scorsi. Si tratta di Giorgio Muccio, Luigi Ranzato, Damiano Boscolo ed Enrico Boscolonata. Doppio il motivo del viaggio: portare in un ospedale ucraino i farmaci acquistati con i fondi raccolti grazie alla generosità dei Chioggiotti e portare in Italia una bambina e alcune donne che stavano fuggendo dal teatro di guerra. Una delle signore ora verrà accompagnata in una comunità ucraina che si trova nel Polesine. Quando si dice essere al posto giusto al momento giusto. Ieri 3 infermieri e un OS, tutti di Chioggia, avevano deciso di fare un viaggio lampo a Parigi. I posti sull'aereo sono stati assegnati casualmente e per caso si trovano a viaggiare vicini tra di loro, ma anche vicini a un giovane, il quale durante il viaggio sembrava addormentato, ma dal cui apparente russare i 4 capiscono subito che qualcosa non va. L'uomo, e per il loro occhio ormai esperto, è in arresto cardiaco. Nonostante le difficoltà create dalla mancanza di spazio per il movimento, riescono a stendere il giovane a terra e a praticargli il massaggio cardiaco. Lo fanno per oltre una decina di minuti quando il cuore ricomincia a battere. Atterrati ad attendere il giovane gli infermieri e i medici francesi, e qui le loro strade si separano. Il primario del reparto cardiologia di Chioggia, Roberto Valle, si dice giustamente orgoglioso della propria equipe. A questa sono arrivati i complimenti anche da parte del direttore generale della US3 Serenissima, Edgardo Contato. Si rende necessario per gli operatori al turismo all'aria aperta l'approvazione del PAT, piano di assetto del territorio, al fine di ottenere risposte più veloci per lo sviluppo turistico. Durante un'assemblea a cui hanno partecipato Gebis e Cisa Camping, la richiesta è stata rinnovata all'assessore Massimiliano Tiozzo Cainazzo e al presidente della 4ª commissione consiliare urbanistica Claudio Bullo. Se fosse attiva la PAT, per molte procedure non sarebbe più necessario chiedere l'approvazione alla Regione, riducendo i tempi di attesa per eventuali programmazioni. La città vuole crescere e servono però gli strumenti per poterlo fare. Allo scadere del piano regolatore generale sarà indispensabile l'approvazione del PAT, ma servono idee chiare sul tipo di sviluppo che si vuole dare alla città. Inoltre è necessario modificare il piano dell'arenile in modo che gli operatori possano elevare ulteriormente gli standard delle proprie strutture. A Venezia nascono gli infermieri di famiglia, una figura nuova avente ruoli diversi che da 3 mesi sta lavorando nel centro storico di Venezia, assistendo circa 500 anziani. In questo momento sono 12 gli infermieri di famiglia sul territorio che si dividono i pazienti. Si tratta di una figura sperimentale istituita dalla Regione Veneto, attiva su vasta scala nel territorio lagunare. Seguono i pazienti a domicilio, interagiscono con i medici di famiglia, controllano i parametri dell'assistito. Si intende espandere la figura in tutti i distretti dell'azienda sanitaria dell'US3 Serenissima.
etichettando in Riva Vena un concorso enogastronomico volto a promozionare le attività commerciali che insistono con affaccio plateatico nella zona di Riva Vena a Chioggia, valorizzandone nel contempo la loro proposta enogastronomica. La manifestazione è promossa dal Comitato Riva Vena e realizzata con la collaborazione della Scuola di Formazione Professionale ENAIP Veneto di Chioggia, nonché patrocinata dal Comune di Chioggia stesso. Giovedì 21 aprile alle ore 19:30 presso la sede ENAIP Veneto di Chioggia avrà luogo la proclamazione del vincitore del premio Miglior Cicchetto di Riva Vena 2022. La somma che verrà messa a disposizione per il contributo statale regionale per l'acquisto per i libri di testo quest'anno è di 56.581 euro circa e il bando è indirizzato a studenti appartenenti a famiglie che stanno vivendo una situazione di disagio economico. Coloro che hanno diritto al contributo sono stati individuati dalla Regione Veneto in un apposito elenco. Allora vi ricordo, soprattutto per quelli che vogliono bene a Chioggia Azzurra, i fan, i sostenitori, anche chi magari vuole meno bene ma comunque è contento del servizio che facciamo, che quando guardate un video di Chioggia Azzurra potete tranquillamente e ci aiutereste anche come sostegno e diciamo al di là di condividere tutte quelle cose là se volete, se ritenete, ma soprattutto potete iscrivervi al canale, quindi c'è la campanellina, vi iscrivete e schiacciate la campanellina in modo tale che così quando c'è un nuovo contenuto sul canale YouTube automaticamente vi arriva la notifica. Ciao! Ora che sono conclusi i lavori alla palestra di Valli, verrà rifatto il murale che si affaccia sulla Romea. I 5 cerchi olimpici saranno sostituiti da una nuova serie, che sarà però affiancata dai ritratti di Aldodino Ballarin, deceduti nella tragedia di Superga, ai quali la palestra di Valli è dedicata. L'anteprima di quello che dovrebbe essere il risultato dell'intervento lo vediamo su un post scritto nei giorni scorsi su Facebook dall'artista Luca Pagan, specializzato nell'uso dell'aerografo. Ricordandovi che le farmacie di turno oggi, giovedì 14 aprile, sono la farmacia Fischetti sulla strada statale 309 Romea e la Marchiori San Martino in via San Marco a Sottomarina. Con questo vi saluto, vi ringrazio e se volete ci vediamo in negozio. Ciao a tutti!